Oggi vi facciamo conoscere un posto bellissimo, reso ancora più suggestivo dalla presenza della neve. Ci troviamo in Pian delle Femmine, a oltre 1100 metri di altitudine, sulla dorsale prealpina che unisce il Monte Visentin fino al Monte Cesen. Oltretutto siamo al confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Belluno. Sull'origine del nome Pian delle Femmine ci sono diverse teorie. Una sostiene che qui le donne arrivassero su dal paese, da Rivine Lago e dai paesi qui della vallata, per raggiungere i mariti che qui erano col bestiame al pascolo. Infatti in queste località pascoli e boschi erano beni comunali nei secoli scorsi e quindi venivano assegnati ai vari capifamiglia. Un'altra teoria sostiene che questo passo fosse utilizzato dalle donne per fare contrabbando, per scambiare delle merci con la Val Belluna, soprattutto tabacco, alcol, eccetera, e quindi in quanto donne erano magari meno soggette ai controlli. Qui al Pian delle Femmine c'è anche un monumento alle donne della Resistenza che rappresentano appunto una donna che sostiene un partigiano morente. Potrebbe essere la donna vista come figura di madre o anch'essa stessa una partigiana. Tra la neve ogni tanto sbuca un arbusto, una rosa canina. Questa è una rosa selvatica che spesso lo troviamo nei prati e nei pascoli abbandonati. Si tratta di una pianta colonizzatrice, una delle prime ad arrivare nei prati e nei pascoli abbandonati. Il suo nome deriva dal fatto che un tempo si credeva che la radice curasse la rabbia provocata dai cani. In realtà questa cosa non è vera, però è molto utile il suo frutto, in realtà è un falso frutto, perché è ricchissimo di vitamina C, ha proprietà astringenti e antinfiammatorie. Viene usato per cui sia nelle tisane ma anche nelle marmellate. È ottima non solo per noi uomini ma anche per molti animali che in inverno la ricercano perché è uno dei pochi nutrimenti che trovano nella neve. Uccelli, anche mammiferi come ad esempio la volpe ne vanno veramente ghiotti. La neve ci permette di fare un passo all'interno della vita degli animali pur non vedendoli perché tutto rimane impresso. Questa per esempio è una traccia di lepre che è l'unico animale che crea una pista a Y perché il suo incedere è molto particolare, cioè prima mette le due zampe anteriori e poi con un balzo le sorpassa con le due posteriori creando proprio una Y. Seguendo la traccia vediamo che arriva sotto a un grande abete, questo è abbastanza comune perché l'abete crea calore, di conseguenza la neve si scioglie molto prima e lei va molto meglio a ripararsi e anche a mangiare. Qui vediamo anche delle fatte che sono inconfondibili perché sono perfettamente sferiche, ma soprattutto se le apriamo dentro sono esattamente come la segatura, perché la lepre è un cecotrofo, quindi un animale con un intestino molto corto e in un unico passaggio l'alimento vegetale non riesce ad essere completamente digerito. Quindi una volta che fa la fatta la prima volta la rimangia e al secondo passaggio nell'intestino rimane solamente la lignina, quindi la parte non digeribile, nient'altro è rimasto nella fatta finale. Qui possiamo vedere una marcatura di volpe, cioè una pipì, ed è chiaro che ha mangiato rosa canina perché l'urina diventa completamente rossa, quindi nella neve spicca una macchia arancione rossa che può sembrare anche sangue al primo impatto, però poi si vede che è proprio una marcatura e è solo la volpe che fa così. Anche qui, che siamo appunto sotto un altro grande abete, troviamo tante tracce, tra cui ce n'è una di arvicola che parte da sotto l'abete dove ha sicuramente cercato le pigne e poi si infila nella sua tana sotto la neve dove termicamente è molto protetta. Questa
zona offre una rete di sentieri davvero corposa che ci possono portare fino al Monte Visentin, sopra i 1700 metri, o anche verso il Passo San Boldo e il Monte Cimone, oppure per i più arditi si può partire dalla frazione di Lago, in comune di Revine Lago, e salire in quota attraversando dei boschi bellissimi. Questa grande quantità di neve è importante non solo per il nostro divertimento, ma soprattutto per la natura, per due motivi principali, sia perché ci garantirà una risorsa idrica per molti mesi, dilazionata nel tempo, e quindi andrà ad alimentare tutte le sorgenti ai piedi di queste montagne, sia perché molte piante, come per esempio l'abete rosso, il suo seme necessita di un periodo sotto la neve poi per germogliare in primavera, e quindi garantirà anche un rinnovamento del bosco.